Passiamo, restando sempre nel mondo dello sport, passiamo alla disciplina regina per eccellenza nella nostra nazione. Parliamo del calcio e quindi dobbiamo parlare della travolgente galoppata nel campionato 2023-2024 del girone E della Serie D, che ha confermato che appunto l'apparizione in Serie G di qualche anno prima, che non era stato un caso, e per questo... Quindi diamo solo qualche numero veloce. Esatto. Una cavalcata che è durata oltre 8 mesi, 68 punti in classifica, 19 partite vinte, 11 pareggiate. Abbiamo messo dietro degli squadroni blasonati come il Grosseto, il Livorno e il Gavorrano, il miglior marcatore del girone a quota 21 reti, un capitano che non concedeva niente a nessuno e un mister che quando entrava in campo mangiava anche l'erba. Il pacchetto forte è rimasto, siamo approdati alla Serie C grazie alla tenacia e alla volontà del nostro grande presidente Maurizio Sani. Quindi mettiamo sul palco il capitano Luca Simeoni, il mister Fabio Prosperi e il presidente Maurizio Sani. E benvenuti, Eccoci. Sappiamo che giustamente il nostro mister e il capitano devono andare via di corsa perché sono in ritiro con la squadra. Presidente, buonasera. Buonasera. Mister, salve. Buonasera, capitano. Non sbaglio se diamo subito il... Certo. Allora a campo sportivo gridano: Presidente, portaci in Eurolega. Portaci in Europa. Ma io l'ho detto l'inglese, mica lo so ragazzi, ma che ne so io dell'Eurolega? Però vi dico che l'anno scorso, anche in questa occasione, un certo Fermario mi disse: te Maurizio sei stato forte a portare la gente al campo sportivo. E per questo ha avuto proprio ragione, perché diceva sta signora a fianco a me, a Castagnaio sono 4.000 abitanti, ma il calcio come è venuto fuori dall'anno scorso a quest'anno non era mai successo. Sono contento, però vi dico una cosa che forse c'entra poco, però è sempre legata allo sport. Questa settimana ho fatto un piano di sostenibilità. Abbiamo chiuso l'anno 2023, diciamo che è andato bene. Sostenibilità significa che poi l'azienda Stosa ha deciso di mettere l'1% di utile in questa sostenibilità. Mi conoscono bene tanti qui, vedo quello della Misericordia di Piancastagnaio, vedo quello da Badia che non c'è, vedo il prete di Piancastagnaio che ci vuole bene, perché ha comprato il capriolo e noi l'abbiamo data una mano. Naturalmente sostenibilità vuole dire anche questo. Sono contento di fare questo perché ho detto altre volte che questo è il mio paese, sono orgoglioso di essere qui. Naturalmente non è che mi arrendo, cerco da avanti. I complimenti, il palco è salito l'allenatore e il capitano. Sono contento perché questi sono personaggi attaccati al paese, perché questo signore viene da Taranto, chi gliele fa fare? Non è che sono soldi, i soldi contano poco, conta la passione, dice Sabatini, e la società, dove si trovano a giocare e a vivere. Sono contento, ringrazio anche questi che sono qui per l'opportunità che mi avete data di spiegare chi sono io. C'era un po' di concorrenza perché io sono la Stosa, so sapere, qui c'era la Lupe, naturalmente devo dire che la Lupe è una delle migliori aziende d'Italia, però sono contenta anche io perché ho lamento, ho fatto la festa di 60 anni, 620 persone, perché io ho 310 operai, ho invitato le mogli, ho invitato i mariti, all'inverso, insomma ho invitato tutti. È stata una soddisfazione, l'ho fatta una sorpresa, perché a un certo punto è venuto Panariello e il cantante, non mi ricordo, Masini, naturalmente sono stati tutti contenti, mi hanno fatto una sorpresa, hanno intervistate 20 persone, hanno parlato tutto bene di La Stosa. Allora sono riandato in palco e ho detto: ma perché tu non poteva parlare male per sentire, ma che c'hai con me? Sono contento di essere qui e forza Pianese. Con questa manifestazione c'era anche
la mattina c'erano i sindaci e le banche. L'occasione ho visto c'è il sindaco di Piancastagnaia, è venuto anche lui, l'ho fatto i complimenti, naturalmente l'ho detto te porti avanti quello che è già stato costruito, però sei bravo, perché l'unica soddisfazione che ho avuta, scusate, volevo dire, il sindaco di prima, Bagaggini, bravissima persona che ha fatto tanto, a me non mi ha dato niente nessuno, né il comune, né la regione, né la provincia, né lo Stato. Però quando dicevo qualcosa dice te sei nel comune di Radicofani, e che c'entra il comune di Radicofani? Sto signore di Piancastagnaia, il nuovo sindaco, ho letto il giornale, grazie alla Stosa e alla famiglia Sani che hanno riportato la Pianese in Serie C. Volevo dire questo. Grazie a tutti e buon proseguimento. Grazie Maurizio, grazie. Grazie per il bellissimo intervento. Non sono le domande, ovviamente, per Maurizio non servono le domande. E io vorrei... ne facciamo una però a mister e al capitano. Sì, allora, mister Prosperi. Allora, buonasera. Chiaramente il riconoscimento è per la stagione 2023-2024 che credo ha destato sicuramente una certa impressione per una forza di volontà della squadra che aveva alle costole 4-5 squadroni e ogni domenica c'era da tenerli a bada. È stato un'avventura sicuramente interessante che ha contribuito a innalzare l'entusiasmo locale, però credo che poi alla fine resti qualcosa anche agli atleti che fanno questa magia, no? Che sono gli artefici principali, no? Quindi così un ricordo della stagione scorsa, prima poi di parlare facciamo un accenno a quella attuale. Insomma. Intanto vi ringrazio dell'invito. Sicuramente è stata una stagione splendida perché io ricordo il primo incontro col presidente, il primissimo mi ci portò il direttore Cangi, che è la persona che mi ha avuto qui, e il presidente mi chiese i playoff, se non sbaglio, soltanto i playoff, mi chiese di fare i playoff perché voleva fare di divertirsi, di fare un bel campionato e di fare bella figura. Noi ci siamo messi a lavorare tanto ed è nata questa avventura dove ci siamo resi conto che eravamo una squadra, sicuramente non eravamo la favorita perché altri hanno fatto altri pensieri, avevano altri progetti, noi abbiamo proseguito per il nostro con grande serenità, con grande tranquillità e credo che abbiamo meritato ampiamente di vincere il campionato, ma anche oltre per il risultato sportivo, anche per come l'abbiamo ottenuto. Però io lo dico, ci tengo a ringraziare tanto anche chi non c'è più adesso, perché l'anno scorso sono stati veramente bravi, tanti ragazzi, c'è il capitano Gagliardi che non c'è più e che ringraziamo, abbiamo sempre ringraziato, anche i ragazzi dell'anno scorso. Ho un ambiente lavorativo dove i magazzinieri non mancano mai, il materiale non manca mai, il campo è sempre disponibile, il tutto grazie, ora non lo dico perché è qui presente, a una proprietà che non ti fa mancare nulla, una proprietà che dice A e A, promette 10 e 10, ogni tanto ci va anche qualche premio, quindi non si può dire però, non si può dire. E devo dire che il tutto è stato, è un posto dove io vado al campo, lavoriamo tanto onestamente, però in maniera serena immagino. Lavoriamo, poi normale dobbiamo cercare di fare il possibile per dare seguito a quello che abbiamo fatto l'anno scorso, che è stata un'annata splendida, però ripeto, siamo messi nelle condizioni perché abbiamo una società e una proprietà, ma anche tutti i componenti della società che ci fanno lavorare con grande serenità, ci sono dei confronti, però avere questa serenità lavorativa è comunque importante. È fondamentale. Assolutamente. Bene, e una parola anche dall'attuale capitano Luca Simeoni, così questa avventura, cosa ricordiamo
qualcosa, un'immagine, una cosa, a parte la festa della fine campionato, ma anche altre cose, magari anche più difficili, però c'è stato un po' tutto un insieme che ha portato a questo risultato. Sì, sicuramente l'immagine principale è la vittoria contro il Seravezza, quindi però sì, esatto. Però sono stati 8 mesi di duro lavoro grazie al mister che lavora giorno e notte veramente. Rinnovo i ringraziamenti ai compagni dell'anno scorso, al capitano Gagliardi e alla società. È stata una cavalcata contro delle corazzate, però credo che alla fine ce lo siamo meritati noi. Quindi e l'abbiamo portata a casa. Esatto. Sia la coppa che la promozione. Comunque tutto. È uno spettacolo bellissimo la domenica allo stadio, è una cosa fantastica, e vedere soprattutto l'amore dei tifosi e sì, voi, si è creato poi un entusiasmo fantastico. In maniera veloce, del gruppo dei ragazzi che comunque ci danno una grossissima spinta. Sì, veramente. lì c'è tuo figlio, non è voluto venire, volevo portarlo qui, si vergogna. Uno dei tuoi 3 figli. Due, maschio e femmina, sì. Ecco. Esatto. Senti, i ragazzi, lo spogliatoio va alla grande? Va benissimo, sì. Bella intesa? Sì, assolutamente, sono tutti bravissimi ragazzi, poi ci pensa, come ho detto il mister, a tenerci a bada. Non possiamo, non si può sgarrare, quindi allora richiamiamo Emanuele. Appuntamento domani, ricordiamolo, ore 17:30 con la Vis Pesaro. Esatto. C'è una premiazione? Sì, è questo Brosio Luciano che ci ha lasciati, sì. C'è la premiazione. Che ricordiamo che un grande... Prima della partita che l'abbiamo fatta una maglia con il ricordo, veramente attaccato al paese, sì. Veramente bravo, e domani prima della partita ci sarà una premiazione, la mamma, la moglie e la figliola. Lo ricorderemo domani. Luciano particolarmente emozionante. Sì. Questo signore ha comprato la casa a Piano, Ecco. della Spezia, hai capito? Questo crede nel paese, va bene? Bene. C'è piacere. Premia la pianese Emanuele Marconi. Scusate un attimo, scusate, Emanuele, ci giriamo, facciamo la foto di rito e quindi noi vi aspettiamo il prossimo anno per la... Non si dice, ma non ti aspettiamo. Aspettiamo per un altro premio, un altro successo. Qualche pillola per il campionato, perché questo è il premio dell'anno scorso, ma io direi che un pezzettino va già a credito per quello che stanno facendo quest'anno. 17 punti in classifica, una media di 1,21 a partita, 11ª posizione, 4 vittorie e 5 pareggi, 16 gol fatti, ma più che altro il gioco spumeggiante e concreto che lo stanno commentando in tutta Italia. È vero, una bella soddisfazione, e naturalmente questo grazie ai mister. È un mister devo dire che era anche preoccupato, che ti ha premiato tutti, dico, ma per noi ci rimane niente. Infatti si sentono già delle sirene, ma questo mister Procter invece ce l'abbiamo solo noi, Fabio. Grazie signori. Grazie Presidente, grazie mister. Ci vediamo domani.